Notturno Italiano, un programma di Rai International a cura di Piero Galletti. Musica e parole, suoni e voci per gli italiani di tutto il mondo. Da parte di Stefania Riccio, benvenuti i nostri ascoltatori sulle frequenze di Rai International all'ascolto del Notturno Italiano. È una notte fortunata, è una notte di gioia, una notte emozionante. Del resto sapete quale ammirazione io abbia per l'arte e lo stile di Fausto Cigliano. Benvenuto maestro. Grazie Stefania e buonasera, o io dico buonasera, dovrei dire buonanotte, ma forse devo dire buongiorno più propriamente a tutti coloro che ci ascoltano. Ecco perché dicevo sono io l'ammiratrice, ma lei sa di avere ammiratori e ammiratrici in tutto il mondo, anzi magari chissà qualche alieno che ama la buona musica, magari c'è pure lui all'ascolto. Magari. Allora, noi abbiamo avuto modo di vederla in televisione in occasione dei festeggiamenti per i 100 anni di Torna Sorrento. Sì, del centenario di Torna Sorrento, sì. E le cose belle vanno al di là del tempo. Noi prima parlavamo dello spazio, ma anche al di là del tempo. Sì, è stata una cosa molto piacevole per me perché non cantavo con l'orchestra da E se domani, insomma, cioè dalla canzone che ho cantato a Sanremo nel 64. Quindi da quel momento lì forse c'è stato un altro piccolo intervento in un festival di Napoli, l'ultimo organizzato dalla Rai, dove cantai una mia canzone che si chiamava Napoli mia, ma insomma mi mancava l'orchestra e guarda un po' il caso, sono capitato da un'orchestra normale, diciamo così, con un'orchestra sinfonica. Una signora orchestra, sì, quindi è stata una cosa estremamente entusiasmante per me. Ecco, poi adesso è già tornato a Roma, continua a lavorare indefessamente e ci ha portato questi bellissimi regali. In anteprima per gli ascoltatori avremo delle cose che sentiremo incise sul CD prossimamente. Sì. Ecco, però noi approfitteremo tantissimo del fatto che lei è qua, oltre che per sentirla appunto con queste magnifiche incisioni, per farle un sacco di difficilissime domande. Lei è preparato? E questo non lo so. Su di lei è dai tempi della scuola che non mi fanno domande, degli esami. che non mi fanno degli esami, delle cose, ma spero di poter, o comunque di poter girare intorno alla domanda in qualche modo. Vabbè, comunque di solito stavo scherzando, di solito non siamo mai cattivi con gli ospiti. Non siete casticamatti? No, anche perché... Ma facciamolo pure, tanto. Ah sì? Ma secondo me non ha molto senso intervistare delle persone cercando a tutti i costi di metterle in difficoltà, no? Quelle cose lì, insomma, che vedo che altri colleghi invece ci tengono. Però un poco di pepe, diciamo, non guasta mai. O un po' di peperoncino meglio ancora. Va bene, allora vediamo se riusciamo a mettere un certo peperoncino, direi che è immancabile, visto che parleremo sicuramente anche di Napoli, eccetera. Chiaro. Prima domanda, io di solito parlo dei sogni di quando uno è bambino, no? Proprio dell'infanzia, invece la prima domanda per lei è: qual è la lingua che ha imparato prima? L'italiano o il napoletano? No, io ho imparato prima l'italiano. Per quale ragione? Intanto io faccio parte di una famiglia numerosa, siamo 7 fratelli, i genitori naturalmente non ci sono più, quindi 7 fratelli che siamo stati sempre, quando mamma e papà si sono sposati, hanno preso casa al Vomero. Questo significava qualche cosa. Non so perché in quel periodo papà ci diceva di parlare italiano e di non parlare in dialetto perché era volgare. Quella era l'aria del tempo, cioè sì, era la moda. Allora era la moda, insomma, venivamo da un tipo di cultura particolare, un po' repressiva, e venivamo soprattutto dalla fine della guerra. Quindi la prima, diciamo che la base è stato l'italiano, la lingua italiana, e poi è stato il napoletano vomerese, diciamo. Vomerese nel senso che è meno lazzarone come lingua. Ah sì? Forse, perché ci sono anche queste sfumature. Ma perché noi abbiamo una certa stratificazione culturale per le invasioni che abbiamo avuto nel tempo, no? Siamo stati un po' spagnoli, siamo stati un po' inglesi, siamo stati un po' francesi con gli Angiò, eccetera, e probabilmente siamo stati un po' greci nel tempo lontano, per cui esiste una base
che io ritengo vera napoletana autoctona, che io individuo nei Lazzaroni. Lazzaroni, attenzione, non confondiamo il termine Lazzarone nel senso uno cattivo, eccetera, eccetera. No, era come chiamavano i regnanti, i Borboni, il popolo. Sì. Il popolo erano i Lazzaroni. E loro, a mio avviso, forse è il napoletano più autentico, ed è quello che mio padre, venendo dal pallonetto di Santa Lucia, invece individuava come volgare, cioè bisognava staccarsi dal popolo. Allora questo era il concetto, ma questo includeva anche un'altra cosa importante, cioè a dire il fatto di progredire, il fatto di studiare, il fatto di distinguersi non per questioni razziali o per altre cose di questo genere, ma per cercare di arrampicarsi bene nella vita, prepararsi, dotarsi per arrampicarsi bene nella vita. Quindi questo è anche stato un insegnamento di suo padre che poi le è servito anche nella carriera, forse, no? Io credo di sì, però io penso che il resto poi abbia fatto l'istinto, naturalmente l'idea di fare qualche cosa che uno sentiva di fare, come per esempio di cantare. Io mi sono trovato, apro una piccola parentesi, io ho avuto un'infanzia, diciamo così, molto difficile, nel senso che sono stato malato quasi sempre. Fino a 15 anni ho sofferto di asma. Allergica? Allergica, ma allora non se ne parlava di allergie, perché non si capiva, non si parlava di allergie. Quindi io ho respirato con gli occhi e con le orecchie, dico. Dopodiché, quando ero malato, ed ero quasi sempre malato, ho perso anche 2 o 3 anni di scuola, parlo delle elementari, la mia passione, e qui viene fuori l'istinto evidentemente, era quello di farmi una chitarra con lo scatolo delle scarpe, con un buco sopra e con degli elastici tirati sopra, e sentivo questo suono qua. Quindi nel mio pregresso, diciamo, c'è questa intuizione che poi in seguito si è sviluppata. La mia passione è venuta da lì. Devo dire che le prime canzoni le ho cantate sotto una sedia, ficcato sotto una sedia, e mi facevo coprire con una coperta perché mi vergognavo. E poi quando, crescendo un pochettino, a 12-13 anni, che si facevano i primi balletti a casa, io cantavo e mi accompagnavo col piede, perché la chitarra non sapevo suonarla ancora. Allora sentiamo un po' di musica subito, in questo caso si accompagna con la chitarra proprio. Sì, non col piede questo. Ora bisogna vedere se però canto coi piedi, potrebbe anche darsi. No, non ci credo assolutamente. Ascoltiamo un grande classico, Coro ingrato. Catarì, perché mi dici sti parole amare, perché mi parli o cuore mi tormenta, Catarì, non ti scordare che t'ha già dato cuore, Catarì, non ti scordare. Catarì, che viene a dicere, sto parla che mi dà spasimo, tu non ci pensa sto dolore mio, tu non ci pensa, tu non te ne cura. Cuore ingrato, te pigliata vita mia, tutte passate e non ci pensa più. Catarì,
Catarì, tu non lo sai che infine in una chiesa io so trasuta e aggiubriata a Dio Catarì, e l'ha già detto puro confessore, io sto a soffrire perché sto a soffrire, non si può credere, sto a soffrire tutte le strazie, e o confessore che è persona santa m'ha detto figlia mia, lasciala sta, lasciala sta. Core ingrata, te pigliata vita mia, tutta passata e non ci penso più. Elegantissima questa versione di Coro Ingrato, del resto conoscete lo stile di Fausto Cigliano. In che occasione ha proposto questo brano? Ma io lo propongo da una vita. Sì, voglio dire, dice, scusi, questa versione. Ma questa è una versione che ho preparato per degli interventi assieme a tante altre canzoni che ho fatto in una trasmissione televisiva, In Famiglia, si chiama, trasmissione televisiva ovviamente della televisione italiana, si chiama In Famiglia, e nel quale ho fatto una rubrica dedicata alle grandi donne dello spettacolo italiane. Ho dedicato le grandi canzoni napoletane d'amore. E di amore, di musica e di Fausto Cigliano parleremo ancora fra pochi minuti dopo l'appuntamento con le notizie dall'Italia. Per adesso Stefania Riccio vi ringrazio per l'ascolto, ci sentiamo fra pochissimo, grazie. Ore 1. E così siamo ritornati dopo l'appuntamento con le notizie dall'Italia a parlare con Fausto Cigliano, e adesso abbiamo l'opportunità di stare un po' più insieme, con un po' più di tranquillità fino alle 2, non ce la farà scappare, l'abbiamo legato alla sedia, al microfono. Non accadrebbe mai. Allora, prima stavamo parlando della sua infanzia. Io so che lei aveva 4 fratelli che cantavano nel coro del San Carlo, del Teatro San Carlo di Napoli. Quindi che musica ascoltava quando era piccolo? Un po' di tutto. Dunque, io ho ascoltato, la cosa da ridere appunto, che in famiglia ci sono stati 4 miei fratelli che hanno cantato nell'immediato dopoguerra, quando il San Carlo ricominciava a fare musica, ed era anche una musica fatta con gli americani naturalmente, perché tutto era guidato anche da loro, però cominciarono a fare le opere, la Gioconda e varie opere, e i miei fratelli furono scelti per fare i cori naturalmente dei ragazzi, perché che c'erano in parecchie opere, per esempio la Gioconda. Poi quando venivano a casa, avendo sentito le prove, avendo partecipato all'opera eccetera, ricordavano naturalmente le arie delle opere e cantavano come dei pazzi. L'unico che non cantavo ero io. Quindi la cosa da ridere è che poi io per altre circostanze, per altre ragioni, sono stato quello che ha fatto il cantante, insomma. Gli altri hanno fatto tutte professioni diverse. Ecco, non stupisce sicuramente i nostri radioascoltatori che lei poi nel 76 si sia diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma in chitarra classica. Invece la cosa che forse risulta un pochino più strana è che lei si è dedicato a degli studi di ragioneria, cioè un poeta della canzone dedito a freddi calcoli algebrici. Proprio è strana sta cosa. Un momento. Io quando ho fatto il ragioniere, nel senso quando ho studiato ragioneria, non avevo ancora iniziato in un certo senso a cantare o a capire che avrei amato la musica
in maniera tale che ne diventasse poi una professione, insomma. Quindi ho fatto prima il ragioniere e le dirò, il ragioniere l'ho fatto anche perché le scuole medie mi sembrava, il liceo classico mi sembrava un pochettino troppo impegnativo per le mie possibilità. Era una sottovalutazione forse. Vidi che alcuni fratelli miei passarono alla scuola commerciale, alla scuola tecnica, si trovarono bene, passai pure io lì. E quindi poi mi sono diplomato. Ho fatto la cosa da ridere che poi quando ho fatto il diploma di ragioneria è stato proprio nel 56, nel giugno del 56, dopo che avevo fatto il mio primo passaggio al Festival di Napoli come riassuntore assieme a due cantanti, uno napoletano e uno romano, che erano Amedeo Pariante e Sergio Centi. Ecco, io però ho letto che il suo esordio avviene al laghetto della Mostra d'Oltremare, aveva soltanto 16 anni, sì. Ma dimostrava più anni di quelli che aveva. Con l'orchestra di Lello Questo non lo Greco. so. Io so che quando sono andato ma lei sa un sacco di cose che mi sorprende in questo momento. È vero, il laghetto della Mostra d'Oltremare è stato, diciamo così, è stato il mio primo lavoro perché in qualche modo dovevamo arrangiare una situazione un pochettino difficile, cioè a dire la situazione della morte di nostro padre. Questo parlo del 52. Allora ognuno si attivò. Mia sorella era già abbastanza grande, insegnava matematica, studiava quello. Un altro mio fratello lasciò la scuola e si impiegò al comune. E poi io, che avevo cominciato a cantare, ebbi la chance appunto di fare il mio primo lavoro per 3 mesi al laghetto alla Mostra d'Oltremare a Napoli. Un posto molto romantico, scommetto? Allora sì, adesso è anche molto ben organizzata per altre cose, ma allora era molto carina, insomma. E quindi facevo musica da ballo, non mi ricordo più che canzoni cantassi, ma credo che poi si faceva un pochettino il genere, e quindi cantavo forse allora ancora delle canzoni italiane. Degli slow forse, degli slow fax. Sì, qualche cosa di questo genere qui, ma in genere poi nel tirocinio che ho fatto successivamente, sempre andando a scuola, durante la scuola ho fatto naturalmente un pochettino di locale notturno dove si cantava tutto, cioè a dire inglese, francese, spagnolo, qualche cosa di italiano e niente napoletano. E invece quando aveva 18 anni cantava all'Hotel Moresco di Ischia con un complesso jazz. Sì, che repertorio c'era? All'Hotel no, io naturalmente non cantavo jazz, io facevo alla mezzanotte un piccolo angolo di canzoni napoletane con la chitarra. Questa è stata la mia prima collocazione artistica, diciamo, sì, con la chitarra, ecco. E comunque voglio dire, ma a 16 anni, ma era veramente un bambino, arrivava al microfono. Difatti sono stato un precocissimo, ecco. Ci arrivava al microfono, io non sono altissimo, però voglio dire, mi arrangiavo bene, insomma. Ma. Mettiamo un po' di musica e ascoltiamo un CD bellissimo intitolato Teatro nella canzone napoletana, dove vengono celebrate intramontabili canzoni di Totò, di Nino Taranto, di De Filippo, di Angela Pagano, di Popella Maggio e di Viviani, dell'immancabile Viviani, e ascoltiamo Zoccole t'amore femmina. T'hanno scritta a Napoli canzoni appassionate, tutte bellezze in Napoli sono state decantate, da Bori a Tagliaferri di Giacomo Valente, in prosa, verso e musica, ma chi può dire più niente, chi te no coraggio di qualcosa, dopo che sti poeti grossa assai, d'accordo son che stata a dire una cosa, co primo amore non si scorda mai, sta Napoli regina de serena, che chi la guardammo, chi la volimmo bene, a tenga sana sana dinte e vene, a porta dinto cuore che già fa. Napoli si come zucchero, terra d'amore, che
carità. Zuoccole d'amore e femmine e o core Napoli che vo cantare. Napoli tu sia adorabile, siente sto cuore che te lo di. Zuoccole d'amore e femmine e o core Napoli che vo morì. Napoli tu sia adorabile, siente sto cuore che te lo di. Zuoccole d'amore e femmine e o core Napoli che vo morì. Zuoccole d'amore e femmine e o core Napoli che vo morì. Non abbiamo detto che Zoccole, Tambore e Femmine è di Antonio De Curtis. Cioè Totò. Cioè Totò, sì, Ed è una poesia musicata dopo da un musicista genovese che si chiama Franco Piccolo. Giusta precisazione. È stato detto che questi straordinari personaggi come Raffaele e Viviani possono essere un po' paragonati a dei cantautori, ma a mio parere sono più che cantautori, nel senso che queste canzoni hanno una forte valenza scenica, quindi raccontano delle storie, creano delle immagini, quindi diciamo che l'autore proprio si esprime anche se stesso in maniera molto forte. Ma intanto loro sono dei grandi attori, sono stati, quindi tutto ciò che hanno fatto ha un carattere teatrale. Per quello che riguarda Raffaele Viviani, ecco il discorso che facevamo prima, Raffaele Viviani è il rappresentante teatrale Lazzarone, il commediografo Lazzarone, sì, in base alla suddivisione del dialetto che ho fatto io prima. E quindi è un autore che ha cominciato a fare in un certo senso la commedia musicale, anche, oltre a fare le commedie normali di prosa, cioè ha sempre infarcito, o quasi sempre, anche con delle musiche, con delle canzoni, i lavori teatrali che faceva. Ed è un autore naturalmente di una forza brechtiana, come si può forse paragonare se non fosse napoletano, che naturalmente in qualche modo ce lo riduce, sarebbe da paragonare proprio al teatro brechtiano, insomma. Ecco, eravamo rimasti agli anni 50. Alla fine degli anni 50 lei ha interpretato anche alcuni lungometraggi. Si ricorda quell'esperienza? Vogliamo dire film? Pellicole. Pellicole. Sì, io ho fatto, come in genere succedeva ai cantanti debuttanti in quel periodo, ho fatto dei film. Sono capitato, e caso strano ho sempre fatto i film in divisa. Prima ho cominciato col Soldato, un film di classe di ferro, che era anche carina. C'era una canzone anche che ebbe un certo successo, che si chiamava Il Calipso sotto la pioggia, cioè il Calipso in the Rain. E poi successivamente ho fatto un altro film con Nino Manfredi, che lo programmano abbastanza frequentemente, almeno una volta all'anno, perché parla di una notte di Capodanno nel quale praticamente si verificano alcuni tentativi di furto. Io sono la guardia notturna, naturalmente, non poteva essere diversamente. L'eroe. E Nino Manfredi fa la parte del ladro. Certo. Molto carino, un film di Steno. Poi ho fatto un altro film del comandante De Robertis, che era specializzato a fare film di carattere marinaro, militaresco naturalmente, dove ho fatto il marinaio. Marinaio che naturalmente cantava con la chitarra sulla nave, sulla tolda della nave, immalinconito, eccetera. Era un po' anche la moda dell'epoca. Poi però ho fatto anche Cerasella, se per questo. Voglio dire, un altro film, un film con Claudia Mori, nel quale io facevo una particina, naturalmente la parte del cantante, uno che materialmente andava a fare la serenata a Cerasella cantando quella canzone. Beh, dicevo, era un po' la moda, no? Quello di obbligare i cantanti in voga. Mi manca da questo eccellente pedigree cinematografico una cosa che a me piace molto, e cioè una partecipazione al film di Michelangelo Antonioni, come si chiama? Vabbè, è un film con Thomas Milian, nel quale io faccio
il chitarrista in questo caso qui, ed eseguo delle musiche mie durante una festa. Questa forse è la cosa più degna di nota rispetto alle altre. Si chiama il musicalmente film, più adesso mi è interessanti. venuto perché sai la memoria va e viene, ma comunque si chiama Identificazione di una donna, è uno dei film di Antonioni, e quindi sono molto contento di essere capitato anche in questo canale estremamente raffinato. Certo, però dunque abbiamo ricordato nel 56 il debutto al Festival di Napoli, Sì. nel 59 c'è stato anche il debutto a Sanremo. No, nel 50, questo non sono sicuro, ma può darsi anche di sì. Certo io il 59 lo ricordo come l'anno che mi ha fatto vincere il Festival di Napoli, con la canzone Sarà chissà. Certo, certo. Poi a Sanremo credo che ho partecipato 3 volte. Negli anni... Però non erano dei festival di Sanremo. No, erano i festival di Sanremo ancora, erano belli perché il cantante cantava 2 canzoni Sì. e poi le cantava diciamo Con l'orchestra. così, con l'orchestra e poi li cantava in coppia con un altro cantante dall'altra parte, insomma. Quindi si cantava un po' di più, si cantava, tutto era un po' più ruspante naturalmente, Sì, anche più vero, forse. anche il pubblico era più ruspante, più vero, eccetera. Alle volte ascoltiamo alcune registrazioni di questi festival e bisogna dire che da un punto di vista tecnico si sente solamente la batteria, forse, cioè si sente un gran frastuono, non si ha la sensazione di ascoltare i festival come si ascoltano oggi, perché naturalmente ci sono stati dei progressi nelle riprese fonomeccaniche e anche da un punto di vista televisivo. Io appartengo ancora, per quello che riguarda i festival della canzone italiana, ai festival in bianco e nero, insomma. E poi invece ai primi anni 60 c'è questo grande incontro con il maestro Mario Gangi. Deve essere bello poter contare per 40 anni su una collaborazione artistica, su un'amicizia così. Beh, questa è stata una cosa che in un certo senso ha segnato e anche fermato la mia carriera artistica. Dico fermato nel senso buono, perché certamente ho ottenuto un vantaggio culturale notevole dalla frequentazione col maestro Mario Gangi, e questo è avvenuto dopo il servizio militare nel 1964, dopo il Festival di Sanremo dove cantai E se domani, dovevo andare a fare il servizio militare. Ci andai addirittura con un mese di anticipo e Mario Gangi e pensai, insomma, prima di partire nel tormento di dover abbandonare la carriera per 1 anno e mezzo, perché allora il militare si faceva per 1 anno e mezzo, allora io pensai di riprendere contatto con la chitarra per ricollocare la cosa. Il Festival di Sanremo del 64 E se domani, naturalmente cantavo con l'orchestra, e precedentemente avevo sempre cantato con l'orchestra, quindi mi attaccai alla chitarra, e dovendomi attaccare alla chitarra io pensai che l'unico sistema per poter restare in questa professione era quello di specializzarsi, cioè di studiare. Trovai, per fortuna incontrai Mario Gangi, perché lo si vedeva in Rai, lui faceva parte dell'orchestra della Rai, e così lui cominciò a mandarmi delle dispense sotto le armi, facevo il CAR a Como, e io cominciai a studiare, non uscivo mai in libera uscita, poi proseguì naturalmente per tutto il resto del periodo del servizio militare, e poi quando uscì cominciamo a fare qualche cosa assieme. Gangi cominciò a scrivere degli arrangiamenti per qualche spettacolo che si faceva, mi ricordo fummo chiamati a Marsiglia a fare uno spettacolo, allora facevamo le canzoni napoletane, facevamo un misto, canzoni napoletane e musica classica. Le canzoni napoletane le facevamo assieme, la musica classica la facevamo da solo. Con questa collaborazione praticamente io mi trovai in una specie di in qualche cosa che mi prendeva e che mi attanagliava, insomma, che non mi consentiva di uscire, perché ero entrato in un meccanismo che mi piaceva, mi affascinava e che volevo assolutamente praticare, perché volevo fare la professione nel vero senso della parola, cioè volevo passare dal dilettantismo al professionismo. E andando avanti nel tempo, a un certo momento Gangi disse: ma scusa, vai avanti, per quale ragione non ti diplomi, così perlomeno ti dai un obiettivo e puoi conseguire meglio
questa tua aspirazione. E così fu. Allora sentiamolo, Mario Gangi, in questa insuperabile versione di Avuchella, che è del 1971, da Napoli l'amore, Fausto Cigliano e Mario Gangi, Avuchella. Sì, con mano sciorilla tu tieni una vucchella, no poco poco rilla a pazzuliatella. Me dammilla e come una rusella, dammilla nuova silla, dammilla cannatella, dammilla pigliatilla, nuova piccerilla, nuova piccerilla, come che sta vucchella che pare una rosella, no poco poco rilla a passugliatella. Sì, tu tieni una vucchella, no poco poco rilla a passugliatella. Ci sono canzoni che hanno avuto 1 miliardo di versioni diverse, però rimangono sempre nella testa nella stessa versione casualmente, ed è il caso certamente di questa, di Fausto Cigliano, di questo grande classico di Tosti D'Annunzio, Avuchella. È un brano che tra l'altro gli ascoltatori del Notturno Italiano molto amano e molto ascoltano.